Siamo con Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere in nostra Grazie compagnia. a voi. Abbiamo sentito la notizia dell'incidente, ma anche la scorsa settimana abbiamo parlato di un intervento da parte della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria su un treno regionale fermo a Pordenone perché due passeggeri in stato di ebbrezza stavano infastidendo le altre persone a bordo. E quanto è importante quindi la presenza delle forze dell'ordine anche appunto sulle nostre stazioni? Sì, è un intervento che ha portato a termine con grande professionalità il personale della Polizia Ferroviaria di Pordenone, dà il mio applauso, è quello che credo sia poi il plauso che dovrà fare il dirigente del compartimento e chiaramente anche del questore della provincia di Pordenone, perché non solo sono riusciti a portare a termine questo intervento, ma non ci sono stati problemi né per gli operatori, ma tanto meno per la persona che in stato di ebbrezza, insomma, ha bloccato un treno. Io credo che io ho fatto polizia ferroviaria e i costi per un minuto di ritardo al treno sono tantissimi, se causati poi da incidenti di questo genere parliamo di tanti soldi. Sarebbe da far pagare a questo soggetto, se le ha e se no ai suoi discendenti, far pagare quello che è il costo vero. Forse cambierebbe la situazione un po' in Italia, perché in Italia ci è detto che tutto è permesso. In altri stati sicuramente questo signore avrebbe passato qualche giorno nelle carceri del posto, ma avrebbe anche pagato i danni. Purtroppo questo non succede in Italia e questi sono poi i risultati di comportamento. Parliamo di stato di ebbrezza, poco serve, perché quando arriva il poliziotto o anche il capotreno e ti chiede il biglietto, insomma il rispetto per una e l'altra divisa deve esserci. Quindi certo. Questo parliamo solamente di educazione, ma di situazione italiana che permette, lascia perdere determinate situazioni. Invece questo si allaccia anche al discorso della polizia ferroviaria. La polizia ferroviaria si trova nelle stesse condizioni di una questura o addirittura, come parlava lei e ha annunciato quel brutto incidente, dei controlli per strada. Quindi la mancanza di personale, quando io parlo di mancanza di personale, lo faccio sempre a favore del contribuente, che è quello che paga le tasse sulla sicurezza. Quando io chiedo al governo di turno, come abbiamo fatto pochi giorni fa col ministro Piantedosi, una riorganizzazione di quello che è la questura di Pordenone, il personale della polizia stradale di Pordenone, della polizia ferroviaria di Pordenone, si fa proprio per evitare e proprio per questi interventi, perché quello che a me dà fastidio è sentire parlare di Isola Felice, no? Quando parliamo di Isola Felice, perché magari ci vedono sui primi posti di una classifica, pseudo classifica, perché magari tanti reati non vengono considerati o tante persone non fanno neanche più la denuncia e quindi il reato è diminuito. Non è proprio così, cari signori. Il problema è che noi non abbiamo più il personale da mettere in strada, non abbiamo più il personale da mettere negli uffici. Oggi parlavo con un collega della stradale di Pordenone che dopo tanti anni, cioè oltre 25 anni di servizio, chiede di andare in un ufficio ma non gli è permesso perché, ahimè, in strada il dirigente non sa poi chi metterci. Questo è il problema, non ci può essere neanche un ricambio all'interno del proprio ufficio. Capisce che una persona di oltre 50 anni che ha fatto 30 in strada alla polizia stradale, che ha nebbia, vento, pioggia, scorte motociclistiche e tante altre incidenti, perché poi l'incidente non capita sempre, ma capita quando c'è il ghiaccio, quando c'è la neve, quando c'è la nebbia, quindi rischi. Non è che non pianto neanche un anno fa un collega che è intervenuto, no, in Friuli, che durante l'incidente è stato investito perché stava rilevando un incidente. Quindi voglio dire, non può andare in ufficio perché poi il dirigente è costretto a dire
chi metto in strada. Quindi certo. diventa veramente una situazione drammatica. Il discorso della questura, adesso io metto le mani avanti perché poi non vorrei vedere, evviva, fotografie, evviva, sono arrivate 5 persone, perché arriveranno 5 colleghi da qua a qualche settimana, arriveranno 5 colleghi, chiaramente non di fresca nomina, ma colleghi che avevano di una movimentazione nazionale, che avevano chiesto di venire a Pordenone, arriveranno a Pordenone, però consideriamo, va bene, che quell'articolo mi farà solo sorridere, perché non verrà segnato che all'arrivo di 5 persone se ne sono andate nel 2022 38 e ahimè nel 2023 saranno 25 quelli che lasceranno il servizio. Quindi al Ministero dovrebbero comprarsi il pallottoliere, una calcolatrice e capire che se ne vanno via 38, 5 non bastano e non risolvono certamente il problema di un territorio così vasto come la provincia di Pordenone, ma soprattutto in tutto il Friuli Venezia Giulia è così, se non chiaramente nelle grandi città noi incontriamo problematiche diverse. Guardate quello che è successo a Milano l'altro giorno, il collega è intervenuto durante tra le altre cose, durante un'intervista con la TV nazionale, il collega è dovuto intervenire perché stavano registrando questa trasmissione a TV nazionale e c'è stato uno di questi pazzi scatenati che di colpo ha preso un bastone di ferro e ha cominciato a venire contro, anzi ha attaccato anche la troupe televisiva. Quindi anche lì plauso al collega di Milano che è intervenuto mentre stavano facendo la ripresa televisiva. Speriamo che non entri mai nessuno a Telepordenone, credo perché che io divento, siamo al sicuro. divento cattivo. Grazie a Raffaele Padrone. Lasciate allora, questo passaggio, ma certo. è così, purtroppo. La situazione è grave perché le persone che continuano ad entrare nel nostro territorio sono il triplo di quelli che sono nelle polizie e nelle forze dell'ordine. Avremo modo sicuramente di parlarne ancora. Grazie a Raffaele Padrone per essere stato con noi. Versa in gravi condizioni un uomo che questo pomeriggio ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo e si è schiantato contro un muro lungo la ex strada provinciale 1 in località San Francesco nel comune di Vito d'Asio.